Martedì 21, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. I temi di oggi: ci sarà un nuovo codice rosso dopo il femminicidio di Giulia, la mobilitazione a Palermo contro le scuole fatiscenti e poi incontreremo uno studente russo che ha fatto una tesi di laurea in siciliano. Ma cominciamo purtroppo con una nuova tragedia dell'immigrazione a Lampedusa. Un barchino è colato a picco a Capo Ponente, è morta una bambina di 2 anni, 8 i dispersi. Il sindaco Mannino dice: Lampedusa salva vite umane, l'Europa invece sta a guardare o ci critica. Una bimba di 2 anni morta ed 8 dispersi, tra cui altri 2 ragazzini. È l'ennesimo tragico bilancio di un naufragio avvenuto a largo di Lampedusa, con pescatori del luogo e capitaneria che sono comunque riusciti a salvare 43 persone. Secondo alcuni testimoni, un barchino è colato a picco nel tratto di mare antistante Capo Ponente. Erano in 53, partiti da Sfax, Tunisia, i migranti che viaggiavano su un'imbarcazione fatiscente, una delle tante carrette del mare che solcano il Mediterraneo. Alcuni naufraghi, tra i quali uomini, donne e bambini, hanno raggiunto gli scogli mettendosi in salvo. Tutti si sono aggrappati alle rocce di Capo Ponente. È stato lanciato l'allarme e lo stesso hanno fatto poco dopo Salvatore e Giuseppe Del Volgo, i 2 pescatori di Lampedusa che dagli scogli di Muro Vecchio hanno salvato anche 2 giovani ivoriani. Al termine dell'operazione sono stati recuperati 43 extracomunitari originari di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea e Mali. Tra loro anche la piccola di 2 anni che è morta poco prima di approdare in porto. La salma della piccina è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Intanto continuano le ricerche degli 8 dispersi e con il passare delle ore diminuiscono le possibilità di trovarli in vita. Ed un peschereccio con 400 migranti a bordo è approdato ieri sera al molo commerciale di Lampedusa. Poteva essere una strage di portata più grande, ma Lampedusa continua ad essere la zattera del Mediterraneo che salva vite umane, mentre l'Europa sta a guardare o al massimo critica. L'Italia non può essere lasciata sola a gestire questo dramma umanitario. Questo è il commento del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. La Sicilia dice basta, in 10.000 ieri a Siracusa contro la manovra del governo, sindacati mobilitati, CGIL e UIL, timori per il futuro del petrolchimico e della sanità pubblica. Vediamo. No alla legge di bilancio e alle politiche del governo Meloni. Adesso basta è lo slogan dello sciopero generale. Oggi è il turno della Sicilia, in migliaia in piazza Siracusa. Per continuare a denunciare che in questo paese ci sono 100 miliardi di evasione fiscale, per denunciare che ci sono 60 miliardi di risparmi che sono previsti dalla manovra sulle pensioni. Nel Mezzogiorno, in Sicilia, il numero dei pensionati è pari a quello di quelli che lavorano. A turno si manifesta in tutta Italia, da nord a sud. L'obiettivo è quello di fare capire all'esecutivo di cambiare passo. Chiediamo che le risorse del PNRR bisogna rilanciarli per investire in Sicilia, per rilanciare il suo apparato produttivo. Si protesta anche contro il carovita. Dal carburante agli alimentari l'inflazione pesa su tutti. Voi siete qui per dire no all'immigrazione dalla Sicilia? Assolutamente sì, siamo in piazza per portare la voce dei giovani siciliani che vogliono che venga garantito il diritto a restare in questa terra, ma a restarci in maniera dignitosa. CGIL e UIL sono in piazza anche senza il supporto della CISL, ma al fianco dei lavoratori c'è anche la sinistra. Abbiamo delle proposte concrete per i lavoratori, per il rilancio della salute e della sanità. In questo momento la Sicilia è vessata dalle politiche nazionali sulla sanità, sulla scuola, sul sociale. Si urla, si sventolano bandiere e si mostrano striscioni. La loro speranza è che questo grido venga ascoltato. Siccità e alte temperature stanno compromettendo gli agrumeti in Sicilia. È particolarmente critica la situazione nella piana di Catania, che è patria dell'arancia rossa, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Niente pioggia e caldo, la siccità sta mettendo in ginocchio le campagne siciliane. Particolarmente grave la situazione alla piana di Catania. Guardate queste arance, sono piccolissime e dovrebbero essere rosse. Stanno ritardando la pigmentazione proprio per le temperature troppo alte. Hanno bisogno di freddo per colorarsi e per essere le arance rosse conosciute in tutto il mondo e apprezzate. C'è il rischio che queste arance non vengano raccolte. Arance che andranno sicuramente alle industrie, a patto che l'industria ci dia un prezzo
decente, ma se tutto va come gli anni passati, questa è merce che rimarrà sugli alberi. I produttori agricoli hanno fatto grossi investimenti negli ultimi anni. La stragrande maggioranza degli agrumeti è stata rinnovata, quindi parliamo che nella piana il 70% degli agrumeti sono rinnovati, sono giovani, abbiamo fatto investimenti sfruttando anche l'aiuto della regione. Dopo aver fatto questi investimenti, ora che uno potrebbe cogliere veramente i frutti, ci troviamo in questa situazione. Certo piange il cuore. I consorzi di bonifica dovrebbero assicurare l'acqua per irrigare i campi. Terreni aridi che implorano acqua, ma guardate in che condizioni sono alcune condutture del consorzio. Della riforma sbandierata da anni non si sa più nulla, denuncia Coldiretti Sicilia. Dovrebbe programmare il consorzio insieme alla regione, cioè questi fondi del PNRR, se non servono a questo in Sicilia, a che cosa servono? Dove sono questi soldi? Dove sono questi progetti? Cose che non abbiamo mai visto. Nel mondo c'è una grande richiesta di arance da parte dei produttori di succhi di frutta. La Spagna ha già chiuso gli accordi per portare all'estero le sue arance. Avrebbe potuto essere un'annata d'oro per i nostri agrumicoltori. E adesso è il momento con il nostro Angelo di dare un'occhiata ai quotidiani siciliani, vero? Sì, cominciamo con la Sicilia di Catania, questa è la prima. In alto c'è subito il femminicidio, per l'appunto il padre di Turetta, mio figlio dovrà pagare in ospedale per violenze altre 14.000 donne, questo è quello che scrive questa mattina la Sicilia. E poi a Lampedusa, lo abbiamo visto nel servizio, ennesima tragedia, naufraga barchino, dispersi anche bambini, c'è anche una vittima, come abbiamo detto, una bimba di 2 anni. La Sicilia dice basta, questo è il titolo a proposito dello sciopero di ieri, 10.000 in piazza a Siracusa contro la manovra Meloni, i timori per petrolchimici e sanità pubblica. E poi l'altra notizia sulla prima, l'isola che c'è. Qualità della vita, la Sicilia in coda, Ragusa resiste, 88esimo, Caltanissetta la peggiore. Situazione davvero difficile per chi vive nella nostra regione. E poi il paradosso che viene raccontato da Ryanair, che viene ancora una volta detto proprio dai vertici della compagnia low cost, gli sconti della Sicilia fanno rincarare i biglietti aerei. Questa è la posizione di Ryanair. E poi ci sono una serie di notizie che riguardano la cronaca, con il tifo violento a Paternò Modica. Dopo gli incidenti sono stati 3 denunciati, l'inchiesta, l'asse della mafia tra Catania ed Enna, ecco le conferme, all'interno ci sono diversi approfondimenti, e le motivazioni montante, gli appoggi della coltre fumosa di soggetti misteriosi, scrive così la Sicilia. E allora nelle pagine interne della Sicilia andiamo a leggere proprio di quanto accaduto ieri in tarda serata a Lampedusa. Barchino cola a picco a Lampedusa, muore bimba di 2 anni, 8 dispersi, pescatori e guardia costiera ne salvano 43, un uomo in quarantena per la tubercolosi. La notizia viene ripresa anche dalle testate nazionali, il Corriere della Sera, Lampedusa dispersi in un naufragio, bimba di 2 anni muore dopo i soccorsi, salvi in 44, un gruppo ha raggiunto la costa a nuoto, in un giorno sull'isola quasi 600 arrivi, quindi il bel tempo di questi giorni ha riaperto la rotta. Anche La Stampa parla di quanto accaduto a Lampedusa, naufragi senza fine, è morta una bimba di 2 anni, Haye e la sua bimba stavano festeggiando l'arrivo quando il barchino ha urtato gli scogli e si è ribaltato, ci sono anche 8 dispersi. Questa è una notizia che riguarda il naufragio. Torniamo alle pagine interne della Sicilia con lo sciopero di ieri, Siracusa grida adesso basta, la piazza raccoglie la voce della Sicilia, 10.000 nella città aretusea con il leader di CGIL Will contro la manovra. E ancora leggiamo del teorema montante, il processo, gli appetiti fra rifiuti, aste e torroni, il processo bis a Caltanissetta, il test Armao, pressioni ragionevoli,
e poi controlli e multe alle aziende di Dolci Rivale, lui ha le mani ovunque. Queste sono le dichiarazioni dell'ex assessore al bilancio, ex anche vicepresidente della regione siciliana nella giunta Lombardo. Si parla anche di termovalorizzatori, il modello Schifani, i poteri che Draghi diede a Gualtieri. Questo è quanto viene diciamo in qualche modo chiesto. E poi uno studio che ci riporta, prima torniamo a parlare dello sconto, lo sconto che la Sicilia ha pensato di fare sui biglietti fa aumentare il costo. Ryanair dice eliminare la soglia dei 50 euro ed estendere l'incentivo a tutti gli scali. Questa è la strategia che vorrebbe chiaramente Ryanair a proposito della politica sullo sbigliettamento, comunque sulle tariffe in Sicilia. E poi c'è questa pagina che la Sicilia nell'edizione di Catania dedica proprio alla situazione, all'ambiente in Sicilia, a Catania in particolare, perché Catania diventa fanalino di coda. La classifica del 2022 di Italia Oggi sulla qualità della vita, la città etnea scende al 103° posto su 107 province. Sono 9 gli indicatori esaminati, siamo ultimi, scrive la Sicilia, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, con solo l'11,29% di differenziata. È un dato che deve fare riflettere, deve fare pensare. Dalla Sicilia andiamo adesso all'edizione di Palermo di Repubblica, perché c'è intanto la politica in apertura, il veto di Caterina Chinnici su Cuffaro e la contropartita chiesta per ricandidarsi alle europee con Forza Italia, ma intanto altri RAS, cioè altri leader, sono pronti alla corsa al voto, così praticamente scrive la Repubblica. E ancora, negli ospedali di provincia assoldati medici privati fuggiti dalle corsie ospedaliere pubbliche che ci ritornano in prestito dietro lauti compensi. Torna il tema che magari uscire dal pubblico per andare al privato conviene, perché si guadagna anche 3 volte in più. Quelli pagati a gettone anche. Quelli pagati a gettone. Ancora la storia di cui ci siamo occupati anche nel corso della settimana, da Palermo, ragazza affidata ai 2 ballerini gay, arriva il decreto. Il telefono squilla durante la lezione di matematica, dall'altro lato della cornetta ci sono Marcello e Gianluca, la coppia di ballerini gay che un anno fa l'ha tirata fuori dalla struttura protetta in cui era vissuta 4 anni. Adesso siamo una vera famiglia, le dicono commossi. Maria, il nome di fantasia, e a scuola non riesce a trattenere le lacrime. Questo è il racconto di questa vicenda. E poi si parla anche di lavoro, rider discriminati, il tribunale condanna Glovo. Non è la prima volta che avvengono, che arrivano sentenze di questo genere. Nelle pagine interne cerchiamo di approfondire di più la vicenda degli ospedali di provincia, perché per gli ospedali di provincia si assoldano adesso i medici passati al privato. Schifani annuncia il prestito a Petralia Sottana di sanitari del Giglio di Cefalù, compensi aggiuntivi a chi è già pagato in più. Quindi insomma bisognerebbe in qualche modo trovare un modo per evitare che ci siano sprechi, che ci siano queste sperequazioni pazzesche, per cui quelli che rimangono sono pochi, super lavoro e pagati poco, e poi gli altri se ne vanno e poi li richiamano e li pagano a peso d'oro. Con l'aggiunta anche, fra le altre cose. E poi ancora il sistema discriminatorio di selezione dei rider, il Tribunale di Palermo sanziona ancora Glovo. Per il giudice il punteggio di eccellenza permette ad alcuni fattorini di godere di migliori opportunità di lavoro, e anche qui quindi abbiamo visto non solo nella sanità ma anche nei rider ci sono delle particolarità nello scegliere, nella selezione. Lo sciopero torna anche su Repubblica. A Siracusa 10.000 lavoratori in piazza, tutti i lavoratori siciliani. Restiamo sulle pagine interne di Repubblica Palermo, perché
c'è un approfondimento su un caso dove la commissione antimafia ascolterà il cronista di Repubblica che è stato fermato. La richiesta del parlamentare del PD Fabio Venezia è stata accolta dal presidente Cracolici. Pare che il cronista in passato si è occupato anche della vicenda del rettore di Messina, Curuzzo Crea, però insomma bisognerà vedere se ci sono dei collegamenti. Una notizia che farà certamente discutere perché già se ne è parlato, se ne continua a parlare. Lo stop ai concerti al Teatro Greco, la Regione sposa la linea della tutela. Dopo le polemiche della scorsa estate a Siracusa, la musica si sposterà nell'area di Ierone, nell'area archeologica. L'unica esigenza è proteggere il monumento. Un comitato di esperti si trova al lavoro per verificare lo stato di salute proprio del teatro. Sperando che l'anno scorso non abbiano fatto guai. Questo è anche vero. Dalla edizione di Repubblica di Palermo adesso andiamo alla Giornale di Sicilia e vedete c'è l'apertura che è politica da una parte, sportiva dall'altra. Le europee alle porte, i big sono in campo nei partiti, in Fratelli d'Italia la coppia Meloni-Musumeci, Lega e Movimento per le Autonomie insieme con tutti gli assessori, la DC verso l'accordo con Renzi e il PD rilancia intanto Giuseppe Lupo. Marco Falcone dice siamo autosufficienti in Sicilia, si può arrivare al 15%, sono i dati che riguardano Forza Italia nella circostanza. E poi Bombardieri a Siracusa, salari falcidiati, recuperare il potere di acquisto, riferito allo sciopero generale di ieri. Ma c'è ancora l'avvertenza RAP a Palermo, rifiuti, un'avvertenza aperta, adesso si rischia l'emergenza, quando praticamente non è mai finita. Anche la CISL in campo dopo CGIL e UIL ha annunciato lo stop agli straordinari e vedremo che tipo di conseguenze avrà. La dipendenza da crack, ce ne siamo occupati ieri, finanziamento della regione, nascerà un centro di assistenza e poi vedete la foto perché finalmente l'Italia torna ad una competizione, torniamo all'europeo, Italia grinta e cuore, arriva la qualificazione, lo 0-0 sofferto contro l'Ucraina nel secondo tempo, insomma l'Italia non ha brillato, mentre nel primo ha sprecato parecchio. L'ultima prima pagina che andiamo a vedere questa mattina, eccola qui, perché la Sicilia è così in basso, la domanda che si fa. Il quotidiano della città dello Stretto, si salva a malapena a Ragusa, Messina paga l'emergenza economico-sociale, la classifica della qualità della vita nel 2023 colloca le province dell'isola nelle ultime posizioni, quindi c'è poco da stare allegri. E sulla crisi idrica un guasto provoca ulteriori disagi, come piove sul bagnato è una parola. Qui non piove perché acqua non ce n'è. Però la situazione è davvero complicata. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa stamattina. Facciamo questa pausa, state con noi, tra pochissimo i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, le ultime notizie da Lampedusa dopo il naufragio in cui ha perso la vita purtroppo una bambina di 2 anni. Ci sono, come abbiamo già detto, 8 dispersi, 44 migranti sono stati invece tratti in salvo. Al momento nell'hotspot di Lampedusa sono ospiti 907 rifugiati, fra cui 75 minori non accompagnati. Su disposizione della prefettura di Agrigento 130 circa lasceranno l'isola stamane con il traghetto di linea sempre in direzione di Porto Empedocle, quindi dovrebbero rimanere a Lampedusa poco meno di 800 migranti. A te Angelo. Allora ripartiamo con la rassegna stampa, stavolta i fatti nazionali, la prima pagina di Repubblica, in primo piano ancora i femminicidi dalla parte delle donne, questo è il titolo, cortei e veglie. Un'onda lunga di protesta nelle piazze di tutto il paese, giovani mobilitati nelle scuole, sia nelle scuole che anche nelle università. Turetta accusato di sequestro omicidio volontario, la sorella della vittima, assassini dentro casa e lo Stato è complice. Parole davvero fortissime. Nelle carte del GIP la feroce di Filippo, Giulia è morta dissanguata. Questa è la conclusione, ma si aspetta chiaramente l'esito dell'autopsia. Adesso poi
Le altre notizie per quanto riguarda l'economia, modifiche al patto, l'Italia è pronta a ratificare il MES, è stato raggiunto un accordo con la Germania su migranti e anche per la difesa e quindi sarebbe pronta l'Italia a fare questo passo. Meloni ha sempre detto no al MES, stavolta forse evidentemente trovando le giuste contromisure europee potrebbe farlo. Il Tesoro cerca fondi, vende il 25% del Monte Paschi e incassa 920 milioni che insomma sono soldi che servono magari al bilancio dello Stato. Comunque lo Stato mantiene sempre un'alta quota dentro Monte Paschi. Siamo al Corriere della Sera. Giulia uccisa, il dolore e la piazza, Filippo accusato di omicidio volontario, forse l'ha colpita sotto casa, la fuga con 300 euro e tanti misteri, sono migliaia intanto gli studenti a Padova, basta silenzio, sabato i cortei, il padre dell'assassino ai parenti della ragazza chiede perdono. E poi vedete l'amore non uccide, questo cartello con tantissimi giovani sia uomini che donne che sfilano e che dunque protestano. Controllo, ricatti, gelosie, i 9 segnali di allerta, quindi bisogna fare attenzione. Poi c'è lo sfogo della sorella, uomini fate mea culpa, il papà, l'incontro saltato e il futuro di 2 famiglie che evidentemente vivono 2 tragedie opposte, ma sono 2 tragedie, l'una perché ha perso una figlia, l'altro perché evidentemente ha scoperto qualcosa che non sapeva, non credeva potesse essere possibile. Ancora naufragio, 8 dispersi, morta bimba di 2 anni a Lampedusa, ne abbiamo parlato, ostaggi, la spinta di Biden, nuovi raid sugli ospedali, 28 neonati sono stati portati in Egitto. E poi si parla ancora di concessioni balneari e i veri numeri delle coste. All'interno c'è un approfondimento del Corriere della Sera su questo tema. La prima pagina della Stampa, facciamo rumore per Giulia, cortei in tutta Italia, in 10.000 a Padova, la sorella Elena, lo Stato è complice, parole durissime. E poi la Casellati, ora una legge con tutti i partiti, ma nostro figlio chi è? Le paure dei genitori. Insegniamo a scuola a sopportare il rifiuto, dicono dunque che la scuola in questo potrebbe certamente essere un valido aiuto. E poi torniamo alla manovra economica e alla messa sul mercato di una parte delle azioni di Monte Paschi, manovra il Bancomat Monte Paschi, oggi il via libera dell'Unione Europea con richiamo sulla spesa, parla Bonomi, a Bruxelles chiediamo più investimenti, è stato venduto il 25% per 920 milioni, così il tesoretto evita il taglio alle pensioni e il flop del carrello anti-inflazione, perché gli sconti, secondo quanto viene riportato non solo dalle associazioni dei consumatori, sono davvero quasi insignificanti. La guerra in Medio Oriente, ostaggi di Hamas, le mamme in rivolta e ancora, vedete, c'è un racconto ad Ar, all'università, noi ebrei minacciati. E poi fotonotizia con la gioia per la qualificazione ai prossimi europei e l'Italia va, pari con l'Ucraina, gli azzurri si qualificano agli europei, ma si è rischiato anche parecchio, soprattutto nella finale con un rigore che poteva anche essere concesso proprio alla formazione ucraina. Avvenire, tutti per tutte, questo è il titolo scelto dal quotidiano che è vicino ai vescovi italiani. Oggi leggiamo nelle classi un minuto di silenzio, il governo apre ad una legge bipartisan di chi è la responsabilità educativa, gli esperti, non lasciamo sole le famiglie, quindi significa che serve anche un aiuto esterno. A Gaza in salvo altri bambini, in Cisgiordania cova intanto la rivolta e si parla dell'altra guerra, quella che c'è in Ucraina, rapito dai russi, era destinato alla fronte, Bogdan torna in Ucraina dalla sorella, una storia in qualche modo a lieto fine questo per un altro conflitto. Vediamo i fatti
economici con il Sole 24 Ore, l'effetto Moody's sullo spread giù a 173, borsa su anche con lo stacco di Cedole, quindi l'economia italiana trova beneficio da quelle che sono le risultanze, i dati di Moody's in qualche modo hanno dato coraggio all'Italia. MPS Montepaschi, lo Stato avvia l'uscita sul mercato, il 20% del capitale. E poi, vedete, a Gaza, oltre alle bombe, la pioggia, dramma infinito per gli sfollati, quindi arriva anche l'inverno e la situazione si fa sempre più complicata. Leggiamo anche la prima pagina del Giornale. Lutto, follower e accuse, Elena, l'impegno divide la sorella di Giulia. La finanza anti-italiana, abbiamo scommesso contro la Meloni, ora chiediamo scusa. L'economista di Citi aveva consigliato di vendere BTP, il rating lo ha smentito e intanto il Tesoro privatizza il 25% di Montepaschi, è stato collocato sul mercato. Incollarsi ad un quadro non è reato, assist dei giudici agli ecovandali. Quindi, attivisti prosciolti per un blitz agli Uffizi. Se ti attacchi a un quadro in un museo non ti fanno niente. Non è reato, non è un reato, secondo speriamo che non diventi una moda. Quello senz'altro. Allora, poi il fatto ha delle aperture come sempre che sono diverse, anche se la vicenda di Giulia, l'omicidio di Giulia è in testa, slogan vuoti della destra e decreti fermi, questo è quello che scrive. Poi un'altra notizia, bollette, addio al mercato tutelato per 5 milioni di italiani, bisognerà passare tutti al mercato libero. E poi la notizia principale per stamattina, il Fatto Quotidiano, Unplanned di Forza Italia, Pittelli condannato per 'ndrangheta. Pene per 2200 anni e 220 imputati. Nel processo è stato istruito da Gratteri. Questa è, diciamo, alla fine la sentenza che ne è venuta fuori. Andiamo anche sul Tempo. Senza vergogna, questo è il titolo che viene scelto stamattina dal Quotidiano di Roma. Con i colori del PD, Esattamente. Il PD strumentalizza il dolore e con un volantino difende Elena attaccata sui social. La sorella aveva polemizzato accusando il governo di complicità nell'assassinio. Turetta ancora in Germania, omicidio volontario aggravato. Filippo adesso rischia l'ergastolo. Questo è la pena che potrebbe scattare per lui. La nazionale soffre contro l'Ucraina ma si qualifica agli europei del 2024. E poi un dato che, se abbiamo tempo magari poi approfondiremo: italiani alla guida distratti dal telefono. C'è un'indagine sulla sicurezza stradale, bocciati per il mancato uso della freccia. Si usa poco la freccia, diciamo, la freccia. Dalle nostre parti. Abbiamo forse il tempo per un'ultima prima pagina, forse un paio ancora riusciamo a farle. Intanto l'Unità, eccolo qui, mettono le mamme in cella, anche i bambini, odio, razzismo e classismo per un pugno di voti. E poi Pittelli è condannato, schiaffo alla Cassazione, si riprende la notizia che abbiamo visto sul Fatto Quotidiano. Bonino ai maschi, finalmente vi sentite in colpa, ma non mi basta, queste sono le sue parole virgolettate. Andiamo invece su Libero. Ecco l'opposto. Titolo forte però qui. All'opposto. Caccia al maschio. L'omicidio di Giulia, delirio femminista, sabato corteo contro il governo e gli uomini, però sostegno a Gaza dove le donne non hanno alcun diritto. E abbiamo anche il manifesto, fotonotizia come sempre sul manifesto: fuoco cammina con me, non resteremo zitte, bruceremo tutto. A Padova un corteo reagisce al femminicidio di Giulia Cecchetini, omicidio di potere. Il ministro Valditara pensa di dettare regole delle relazioni. Questo è quello che viene fuori dal manifesto. Ci fermiamo qui per stamattina. D'accordo, facciamo una pausa e poi parleremo delle misure che sono in programma, se ce ne sono, per rendere più efficace il codice rosso. Ne parleremo con il professore Aleo. State con noi, buongiorno Sicilia.
Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà un contesto di variabilità sulle regioni settentrionali tra nubi sparse alternate a delle schiarite, ma con fenomeni presenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile a tratti al centro-sud, ma sarà esclusa la Sicilia. Qua dunque sarà una giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi soleggiati, solo che nella seconda parte della giornata avremo nuvolosità in graduale aumento con qualche locale precipitazione, specie sul settore occidentale. Temperature massime diurne che localmente guadagneranno anche qualche grado. Giornata di mercoledì che vedrà un contesto di variabilità. Inizialmente avremo le prime piogge sul settore ionico che tenderanno via via ad estendersi su tutto il territorio nell'arco della giornata. Temperature massime diurne che tenderanno quindi a subire un calo nelle temperature sia massime che minime, valori massimi infatti che non andranno oltre i 20-21 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Prima del telegiornale non perdetevi C'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30 su questa rete, naturalmente Antenna Sicilia. Benvenuto al professor Salvatore Aleo, Buongiorno. Ordinario di diritto penale e criminologia all'Università di Catania. Vogliamo parlare delle misure che sono in cantiere per rafforzare, diciamo così, la difesa delle donne. Professore, qui l'impressione che noi abbiamo è che non ci sia prevenzione, si rafforzino le misure, come dire, quelle di repressione legislativa e che poi non ci sia niente a scuola. È una visione generale, è così o no? Siamo tutti sempre abituati a guardare alla colpa con riferimento al passato e non ci poniamo mai il problema della prevenzione. La nostra è una cultura della colpevolizzazione dopo che si sono svolti i fatti, dopo che c'è il morto. La cultura della prevenzione ancora stenta a emergere, a farsi strada. Quindi, primo punto è questo qua. Allora, vediamo che cosa... Mi perdoni. Prego. Un dato, secondo me, estremamente significativo è che il codice rosso del 2019, già riformato nel 2023 a settembre, non ha prodotto una riduzione di questi episodi. Questo è un dato da cui bisogna partire per fare analisi di tipo criminologico. Questo è molto importante che lo dica lei, professore. Cioè, quest'anno ci sono già più di 70 casi, 75 leggevo, di sicuro femminicidio. Sì. Noi ne calcolavamo 83, una leggera diminuzione. Ho letto numeri diversi a seconda di come vengono configurati i fatti. Sono allarmanti in ogni caso. Ci sono più di 110 omicidi di donne, però non tutti riconducibili alla tipologia di cui stiamo parlando. I dati dicono che gli strumenti adottati di tipo repressivo, come ancora quello proposto dal governo per quello che mi è dato capire, hanno sì, e questo non va sottovalutato, un valore simbolico, cioè un messaggio rivolto alla collettività di durezza nella repressione di questi fatti, però non è come dire, l'approccio sufficiente. Bisogna cambiare registro culturale. Vediamo intanto che cosa prevedono questi rafforzamenti delle discipline del cosiddetto codice rosso. Ci dovrebbe essere una votazione. L'ammonimento del questore, il braccialetto elettronico, misure di maggiore tutela delle vittime e poi provvedimenti, misure di sensibilizzazione nelle scuole, se ho letto bene. Tutte cose che sono scarsamente efficaci, giusto, professore? Io sinceramente dico che siamo tutti colpevoli, siamo protagonisti di una società violenta che vive e gestisce una cultura in generale della violenza e che stabilisce rapporti con le donne che sono rapporti di possesso e di prevaricazione. Un dato che sembra estrinseco, ma non mi sembra che sia tale. I maschi, la Chiesa, ma soprattutto i magistrati, per 5 secoli, dal 1250 all'altro ieri, 1750,
hanno condotto al rogo 90.000 donne. Questa cosa non si studia né a scuola né all'università. 90.000 donne? 90.000 donne condotte al rogo. Che si diceva che erano le streghe? Che si sì. Le donne erano donne perché i maschi erano bruciati solo per complicità con le streghe. Con le streghe. Le streghe erano donne. La strega più strega, le streghe erano le levatrici quando il bambino nasceva con la distocia di spalla, la nutrice quando il bambino moriva durante l'allattamento, ma la strega più strega di tutte era la donna giovane e bella che restava vedova di un uomo ricco e gli altri e diceva ai maschi: adesso le regole le faccio io. Non a caso durante il movimento femminista molti secoli fa dicevano, lo slogan era tremate, tremate, le streghe sono tornate. Adesso qua streghe se ne vedono poco. Io ho provato disagio maschile nei confronti del femminismo. Oggi a 70 anni devo dire che le donne hanno contribuito in modo rilevantissimo a trasformare in meglio la nostra società nella fase post 68. Ancora siamo troppo indietro dal punto di vista culturale, non li affrontiamo i problemi. Allora abbiamo detto che intanto diciamole le misure che sono previste: ammonimento del questore, giusto? Braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento, sì, la legge sul codice rosso che ha costituito come reato la violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare. I reati spia, qui viene rafforzato. Questi sono i reati spia o ce ne sono altri? I reati spia sono per esempio i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, la diffusione di materiale, di immagini intime senza il consenso della vittima. Però io vi invito a riflettere sul fatto che noi ricostruiamo questa verità ex post, dobbiamo avere la capacità di vederla ex ante. Questo ragazzo che ha ucciso era un ragazzo, addirittura qualcuno dice un ragazzo modello, io dico un ragazzo normale come tutti gli altri, prima, dopo diciamo follia omicida. Però scusi, professore, qui stiamo un po' passando a un altro argomento. In realtà, se vogliamo essere crudeli, alcuni segnali proprio questa stessa persona, questo ragazzo Filippo, li aveva dati, perché era uno che aveva detto: se Giulia mi lascia mi uccido. Un genitore che sente dire al proprio figlio: se la mia fidanzata mi lascia mi uccido, perché non chiama uno psicologo? Perché non chiama una persona che possa aiutare questo ragazzo? Perché non si rende conto che questo ragazzo ha dei problemi? Perché ce li ha, altrimenti non uscirebbe con una frase del genere. Non può poi dire era un ragazzo normale, perché non lo era, manifestava, non solo, poi non voleva, controllava il suo telefono, non voleva che si laureasse, cioè aveva tutta una serie di segnali, come dire, non allarmanti, ma ultra allarmanti. Io ho qualche perplessità su dove porta questo approccio, perché la prevenzione deve essere innanzitutto di tipo culturale e generale. Perché? Perché la prevenzione speciale, diciamo i penalisti, porta alle misure di controllo, alle misure di polizia. Bisogna stare attenti a concepire la prevenzione come un insieme di possibilità e di strumenti di tipo restrittivo. Scusi, lo psicologo, perché se no limitiamo le libertà. Ma lo psicologo che prevenzione è? Nessuna prevenzione. Ma quanti problemi, quante volte abbiamo problemi con i nostri figli che non sappiamo affrontare, io vedo con gli studenti che e abbiamo difficoltà a gestirli.
È facile dopo dire lo psicologo, Vabbè. certo, Infatti lo adesso capisco, passiamo adesso alla scuola, perché sulla scuola non si fa completamente nulla. Non è previsto niente, se non, dunque adesso leggo io dalle ultimissime notizie, un'ora alla settimana per 3 mesi di educazione alle relazioni, cioè un'ora alla settimana per 3 mesi, poi basta. Educazione, mentre la Schlein all'opposizione, quindi non avrà efficacia, propone un corso di educazione all'affettività, e non ho capito ancora, l'educazione civica si fa o non si fa, professore? Lei lo sa quante ore fa una psicologa in carcere al mese? Me lo dica lei. 12 ore al mese. Per tutti? 12 ore al mese, retribuite 18 euro lordi l'ora. Questa è la nostra cultura della prevenzione. Parliamo della scuola. Sto dicendo, la psicologa in carcere fa 12 ore mensili, lo psichiatra in carcere fa 40 ore mensili. Bisogna ricominciare tutto nel senso della cultura di prevenzione, ma soprattutto cambiare paradigma, a cominciare ognuno da se stesso. Cioè io, se parliamo di colpa, mi sento colpevole di questi fatti. Io credo che siamo tutti colpevoli. Sì, però professore, il rischio è questo, tutti colpevoli, nessun colpevole. Dobbiamo adottare una cultura della prevenzione di carattere generale. Cultura della prevenzione significa affrontare il problema a 360 gradi, a scuola, in famiglia, dando l'esempio di rapporti diversi, non violenti, non prevaricatori. Allora, professore, ci chiarisca questo punto, perché è un punto molto importante, perché divide anche le donne e anche l'opinione pubblica. Da una parte sentiamo dire questi femminicidi sono figli del patriarcato, mentre secondo me non c'entrano nulla, perché per patriarcato, tanto per capirci, si intende quello dove c'era padre padrone che faceva quello che gli pareva, magari maltrattava la moglie davanti ai figli, usava la cinghia con i figli. In casi come questi, dove ci sono famiglie, appunto abbiamo detto, tra virgolette, normali. Genitori, virgolette, normali, ragazzi giovani, eccetera, il patriarcato che c'entra? Non c'entra un beato nulla. Qui c'entra un'altra cosa, secondo me, che è questa, la mancanza di educazione da parte dei genitori nei confronti dei figli, insegnarli a prendere anche qualche no, qualche ceffone ogni tanto, imparare a sapere, a non essere sempre accontentati in tutto, perché poi diventi fragile. Non sei più forte solo perché sei più amato, sei semplicemente più fragile. Sbaglio, professore? No, io credo che questo sia giusto, però la nostra è una società violenta in tutti i suoi aspetti. Pensate alla violenza di questi giovani, di questi ragazzini che girano la sera. Sì. È una società che trasmette ai giovani messaggi di violenza di tipo strutturale, non occasionale. Cioè, la nostra è una società che trasmette, che poggia su una cultura della sopraffazione, della violenza, e trasmette messaggi di violenza ai giovani. Io credo che se non partiamo da lì è inutile, non riusciremo mai ad affrontare. Prima di lasciarci, professore, che se no ci lascia col magone. No, io ce l'ho il magone. Anche noi, ce l'abbiamo tutti. Però ci dica una parola di speranza, nel senso... Perché Giulia è figlia di un altro. Io sono avvilito perché non è possibile che una ragazza di 22 anni muoia in questo modo. Io sono padre di 2 figli, lui è padre altrettanto. Professore, la strada, qual è la strada almeno da cominciare a percorrere? La scuola, l'università. Voi avete... sbagliate a pensare che le famiglie abbiano bisogno di Kant all'università. Le famiglie all'università hanno bisogno, i ragazzi hanno bisogno di professori che la mattina stiano là e si occupino degli studenti, il che a scuola succede, ma con strumenti culturali diversi rispetto a quelli... Così dicendo, scusi, abbiamo poco tempo, così dicendo diamo per
per esaurita la famiglia non ha più alcuna possibilità. La famiglia la consideravo ovvia, nel senso che il problema è bisogna cominciare da zero a scuola. La famiglia lo diamo tutti per scontato che sia, però la famiglia nel frattempo è in fase di, come dire, di leggera dissoluzione. Evanescenza. Non è più il nucleo, diciamo. Però, come dire, io non sono nostalgico della famiglia chiusa. Cosiddetta autoritaria. No, di una volta. io dico perciò lanciamo un'ipotesi di tipo trasversale, generale. Non mi interessano i luoghi, mi interessano il tipo di messaggi che si trasmettono a questi ragazzi che si affacciano alla vita. Noi trasmettiamo messaggi di denaro, competizione e violenza. Cambiamo paradigma. Non ci fa niente se non c'hai il telefonino di ultima generazione o la... Cambiare paradigma ci sembra, come dire, il messaggio più importante, più significativo. Grazie professore per essere stato con noi, malgrado naturalmente non abbia la ricetta in tasca, ma nessuno di noi ce l'ha, però ci ha indicato la strada che secondo noi è sicuramente quella giusta: cambiare paradigma, cambiare valori da trasmettere ai nostri figli, sia in famiglia sia a scuola. Cominciare da lì, e da lì tutto quanto può cambiare. Ci vorrà tempo, ci vorrà naturalmente sacrifici, impegni, ma è necessario farlo. Fermiamoci un momento, grazie ancora al professore Aleo, e fra poco incontreremo invece un russo che adesso parla siciliano e si è fatto pure la tesi di laurea in russo, professore. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un incontro speciale adesso con Alessandro Saraceno, al quale diamo il benvenuto. È uno studente laureando, si sta per laureare. Lui è nato a San Pietroburgo, quindi in Russia, una delle città più belle della Russia, tutti quanti la conoscete, e vive però ad Augusta e si sta laureando in lettere moderne, e dopo aver fatto le sue materie, i suoi esami e le sue cose, ha deciso di fare una tesi in siciliano, è vero? Esattamente, o più propriamente bilingue. Bilingue, ce ne parli? Avete presente quando comprate un'edizione che so, dell'Amleto? C'è il testo in inglese e poi la traduzione in italiano. Stessa identica cosa è il mio lavoro. Il titolo della tesi lo dice lei o lo dico io? Faccia pure anche lei. Allora, lo siciliano e lo web, indagini, prospettive e speculizzi. Però lo deve dire lei, io sono siciliano di nascita, quindi vediamo com'è. Diciamo, lo siciliano e lo web. Vabbè, comunque il titolo è provvisorio in questo momento. Sì. Cioè, quindi è un il proforma siciliano questo. è il web, quindi lei è appassionato naturalmente come tutti i giovani della rete, e però è anche appassionato della nostra lingua. E come mai questo? Cioè lei perché è necessario addirittura scrivere in siciliano, anche se con il testo diciamo a fianco? Perché sente questo bisogno? Perché considerando che la lingua è l'elemento fondamentale e più primordiale per la comprensione di una cultura, di un'identità, di un popolo, anche una rivalutazione, un ripristino anche a livelli più elevati della lingua locale è fondamentale per la riscoperta da parte di un popolo, il nostro, quello siciliano, della sua identità, della sua storia e anche del suo futuro. Perché è veramente irrealistico credere che ci possa essere un progresso senza riscoprire quello che si è. Perché quello che si è non è cosa del passato, è una cosa che andava bene ieri, va bene oggi e andrà sempre bene, anche domani. E che cosa ci caratterizza, visto che sono passati 4 secoli prima che qualcuno scrivesse un testo, diciamo così, universitario, come sta facendo lei, in lingua siciliana? Che cosa è la caratteristica che lei vive, sente e vuole trasmettere? Vorrei
con questo lavoro, che sa da un lato di una provocazione, dall'altro di una rivoluzione, dall'altro di una restaurazione, desidererei riportare alla luce il problema del bilinguismo in Sicilia, che sarebbe fattibile secondo lo Statuto d'autonomia. Però siamo nel paradosso che nonostante siamo la prima regione a statuto speciale d'Italia, siamo anche l'unica nella quale la lingua principale del posto non è tutelata. Sono tutelati gli albanesi arberesce, i gallo-italici lombardi e anche la minoranza greca dello Stretto, per ragioni storiche. Ma il siciliano invece, paradossalmente, che è la lingua più parlata in Sicilia, non è tutelata. Anche questa è una provocazione, perché in realtà sì e no. Noi siciliani, quando vogliamo, parliamo in siciliano fra di noi. Certo, ed è encomiabile, anzi, il punto di forza di questo lavoro è l'attaccamento viscerale dei siciliani alla loro lingua, contro tutto e tutti. E a loro dedico questo lavoro. E quindi come ha fatto a realizzare questa tesi? Come si è impegnato? Ha incontrato specialisti, ha incontrato persone, giovani? Ho consultato innanzitutto diverse grammatiche che trattano la lingua e facendo un lavoro di comparazione e di ricostruzione filologica ho preso quegli elementi più adeguati a un testo di questo tipo e anche consultandomi con qualche collega già linguista ho trovato, credo, uno stile adeguato per testi di questo tipo. Parlo per esempio, che so, di convenzioni sintattiche, soprattutto ortografiche e anche qualcosa nel lessico. Queste sono gli spigolizzi, queste qua sono le spigolature lessicali. Sì, nella terza parte della tesi. Spigolizzi. Esatto, nella terza parte del mio lavoro parlo di queste spigolature, come esempi, cioè il nostro lessico di oggi, da dove arriva? Chi è stato magari, che so, il primo a essersi interessato alla nostra lessicografia? Perché per comprendere anche il presente, quindi anche il futuro, è necessario dare anche un occhio al passato. Perché qua non si tratta di qualcosa di ex novo e neanche di antiquarietà. Si tratta semplicemente di rispolverare i tesori di famiglia, in poche parole, e farli tornare a luccicare di nuovo. Fantastico. Ci fa un po' di esempi, un po' in siciliano, ci dica alcune cose che dobbiamo imparare noi che... Chi duca voliti sentire, vi posso dire. Faciti viauci, pascuto. Come faciti? Pascuto. Fate voi, vi ascolto, sta dicendo. Ah, dobbiamo dire noi. Ci vuole interpretazione, ci vuole. Ci vuole interpretazione. È bravissimo, fantastico. Ma ci va ogni tanto in Russia? Purtroppo non sono mai riuscito a ritornarci per un motivo o per l'altro, ma mi auguro che dopo questo lavoro mi possa concedere il meritato ritorno. Sì, poi San Pietroburgo è una città meravigliosa, non solo, ma è ricchissima di cultura, ammireranno moltissimo, apprezzeranno moltissimo il suo lavoro. Sì, anche tra i miei numerosi contatti con i miei compatrioti c'è stato un grande apprezzamento per questo lavoro. È vero? Anche perché la Russia, per sua stessa storia e natura, è molto sensibile a tematiche quali lingue locali oppure identità locali, quindi è qualcosa che non è nuovo alle loro orecchie. E poi del resto posso anche andare orgoglioso. San Pietroburgo è pur sempre il cervello della Russia. Che meraviglia, è vero, sì, assolutamente. E dunque l'esame di materiale siciliano qual è il principale? Perché qua leggo che lei ha studiato commenti, discussioni, ortografie, evoluzione. Quali sono i testi più importanti? Anche i testi classici dei siciliani? Volendo parlare di lessici, dal quale si può ricostruire poi tutto il lavoro, anche per oggi io consiglierei i lavori di Valla e di Scobar, che sono stati i primi lessicografi. Valla e Scobar, i primi due lessicografi a inizio Cinquecento, che hanno dato una sistematicità ai vocabolari siciliani, quindi alla nostra lessicografia. È da notare che questo lavoro era fatto direttamente in siciliano e in latino, senza ancora, e siamo 25 anni prima, la perdita del siciliano come lingua istituzionale. Mentre invece sul piano più elevato, artistico, stilistico, consiglio il poeta Antonio Veneziano, che è Antonio Veneziano? Il Petrarca siculo. Ce ne parli, che non lo conosciamo. Antonio Veneziano, il Petrarca siculo, monrealese, vita molto alla Caravaggio, amico di Cervantes. E dove sta la sua importanza delle sue rime siciliane, del suo canzoniere? Sta nel fatto che stilisticamente, contenutisticamente, è la perfezione artistica della poesia siciliana.
In poche parole è quello che Virgilio è per il latino e Dante per l'italiano, se parliamo di lingua siciliana. Quindi, come classico di riferimento, dal punto di vista stilistico, contenutistico, Antonio Veneziano costituisce la mia musa. E spero che da dove si trova adesso sia orgoglioso di quello che sta facendo. Ma sono sicuro, assolutamente. È stata una bellissima lezione, caro Alessandro, perché chi non lo conosceva come il sottoscritto, adesso veramente Ultima aperto. cosa. Prego. Cito le parole che metterò in copertina nella mia tesi e che sono state l'ispirazione del mio lavoro. Questo è un verso del veneziano. E io, casugno siciliano, ma vi sa fare pappagliardo di una lingua d'auci? E che vuol dire? Significa che io che sono siciliano devo fare il pappagallo, ripetere, diciamo. Non devo ripetere una lingua di altri. le cose degli altri. Quindi se sono siciliano vi sa parlare in siciliano, no? Esattamente. Ma lei quindi è per il bilinguismo? Esattamente. Rimarrà all'università? Sì, dopo sto entrando anche, o meglio sono già entrato con riserva in scienze politiche, sezione studi di cultura e storia del Mediterraneo. Bello, bellissimo. E lo farà un po' in italiano, un po' in russo. Il russo l'ha dimenticato o ce l'ha ancora? Un pochettino l'ho conservato, anche se sono un po' più arrugginito rispetto col siciliano, che posso praticare giornalmente. Bellissimo. Le auguriamo un magnifico futuro e sicuramente andrà così. Complimenti a Alessandro Saraceno, che ha quasi pronto, ha finito la tesi? È in fase di revisione. Lo siciliano e lo web, indagini, prospettive e spigolizzi. Complimenti davvero, in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stato con noi. E adesso breve pausa, poi ce ne andremo a Palermo a parlare sempre di scuole. Queste qui però fatiscenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, andiamo a Palermo con il nostro Marco Gullà che è con due studenti. Ciao Marco, benvenuti a tutti e tre. Dunque, poco tempo fa avevamo parlato delle scuole fatiscenti a Palermo, gli studenti erano scesi in piazza per chiedere investimenti sull'istruzione, il rammodellamento delle scuole pubbliche. Sono cambiate le cose, Marco, o no? Buongiorno Michele, sì, infatti sono con due studenti, Nicoletta che vedi inquadrata e qui invece c'è Giorgio, un altro studente di Palermo, uno studente che ha appunto hanno frequentato le scuole palermitane, adesso sono all'università, ma fino all'anno scorso erano appunto negli istituti scolastici di Palermo. Ne abbiamo parlato a lungo di queste scuole fatiscenti, adesso vi racconteremo anche degli episodi tramite appunto la voce di questi due ragazzi e vi dico subito che insomma le proteste non sono assolutamente terminate. Fino a qualche giorno fa c'è stata una protesta proprio a Palermo per queste scuole assolutamente non idonee poi allo studio, ma soprattutto alla quotidianità di voi studenti. Sì, fino a questo 17 novembre abbiamo fatto una protesta nelle scuole e appunto in piazza perché eleggere lo studente a livello internazionale. Noi venivamo in realtà da un'altra protesta fatta il 7 ottobre proprio per le scuole fatiscenti. Infatti quest'anno diversi istituti hanno protestato davanti alle loro scuole non entrando in classe per le appunto per le condizioni precarie in cui le loro scuole versavano. Infatti appunto molti istituti non avevano neanche gli spazi per poter fare ricreazione, gli artistici che escono magari alle 5 alle 3 di pomeriggio non potevano uscire per fare il pranzo, quindi appunto, per mancanza appunto di spazi, e quindi abbiamo fatto questa protesta anche richiedendo poi un incontro con la città metropolitana dove appunto abbiamo portato le nostre istanze studentesche. Ma qual è il problema principale secondo te in questo momento delle scuole proprio palermitane? Sicuramente il fatto che mancano fondi e che mancano gli spazi in cui potersi incontrare. Molto spesso gli studenti non hanno le aule, sono costretti a fare lezioni in laboratori, in aule magne. Per esempio alcune scuole dopo il Covid hanno levato le aule magne per tramutarle in classi, che è una cosa assurda proprio perché ti fa capire quanto manchino gli spazi nelle scuole palermitane. È assurda questa cosa perché appunto gli studenti non solo non hanno lo spazio per poter fare lezioni perché sono appunto stipati in aule troppo piccole per contenere appunto il numero degli studenti, ma che poi non hanno neanche gli spazi per potersi vedere in incontri dopo scuola, per poter stare insieme o per poter fare poi progetti insomma extrascolastici. Michele, guarda, ti faccio adesso parlare anche con Giorgio che è qui al mio fianco, poc'anzi parlando proprio con lui della situazione. Non ha l'auricolare, benvenuto da Michele Puzza. Sto zitto adesso. Parlando ovviamente anche della condizione degli istituti palermitani, sono venuti a galla alcuni episodi che proprio Giorgio adesso vi racconta.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Premetto che ho fatto gli ultimi 2 anni di scuola come rappresentante di istituto, quindi ho avuto la possibilità di parlare con diversi studenti. I problemi legati alle scuole fatiscenti, legati soprattutto alla mancanza di fondi, nelle scuole palermitane non mancano, anzi sono alla quotidianità. Alcuni episodi che mi ricordo, ad esempio al mio 4º anno, quindi 2 anni fa, è caduta una finestra nel periodo subito post-Covid, quindi con la didattica mista. Ad esempio è caduta una finestra sul banco di un assente che per fortuna quella giornata era assente, però se fosse stato a scuola sarebbe stata tranquillamente una tragedia. Una finestra? Una finestra, sì, con tutto il cornicione di ferro, quindi non soltanto la vetrata. Mamma mia, stessa aiuto. cosa è accaduta l'anno scorso all'interno della mia scuola, è caduta una finestra dal 5º piano direttamente nel terrazzo, quindi con un dislivello di 3 piani. Fortunatamente non è caduta durante la ricreazione, perché il terrazzo era il luogo all'interno del quale svolgevamo la ricreazione, però pure lì tragedia sfiorata. Per non parlare, ad esempio, famosissimo il caso della Michelangelo Buonarroti, dove durante la notte è caduto un tetto, nel senso... Cioè le scuole cadono a pezzi, Michele, da quello che appunto ha raccontato uno studente, quindi insomma noi magari non le viviamo perché facciamo altro, ma proprio loro, gli studenti, c'è questo gap, lo percepite questo gap netto con le scuole ad esempio del nord? Assolutamente sì, nel senso che comunque le condizioni in cui versano le scuole siciliane, tutte in particolar caso nel nostro caso a Palermo, sono molto diverse rispetto a quelle del nord, banalmente per i fondi, no? Nel senso, vediamo ogni anno fondi che vengono tagliati all'istruzione pubblica, vediamo ogni anno sempre più scuole che vengono accorpate tra di loro. Ad esempio un problema super frequente a Palermo, la questione che molte delle scuole che abbiamo sono in mano a privati. Questa cosa rende l'iter burocratico per magari effettuare delle migliorie lunghissimo, perché non si riesce mai a individuare chi sta a capo alle scuole, il problema va. Assolutamente. Michele, se mi permetti voglio fare anche un'incursione meteorologica, nel senso che da giovedì ci sarà un netto calo delle temperature. Questo è anche un assist per Nicoletta, perché a questo punto adesso apriamo un altro argomento che è sempre interno ovviamente al tema delle scuole. Le aule al gelo. L'anno scorso ci sono stati addirittura casi di epidermia, non soltanto nelle scuole ma anche all'università, visto che comunque Nicoletta da quest'anno è una studentessa universitaria. Sì, nelle nostre aule si gela, quando c'è un minimo di freddo non si riesce a stare in aula perché non ci sono adeguati riscaldamenti, non ci sono adeguate infrastrutture per poterci permettere di poter studiare. L'anno scorso sono stati in ipotermia una ragazza universitaria e anche una bambina delle elementari. È assurdo che una persona quando entra in aula deve avere paura di morire dal freddo, perché poi questo è il discorso. State attrezzando con le coperte quindi all'università? Sì, però in teoria uno non dovrebbe neanche doversi attrezzare con le coperte, tant'è vero che per esempio anche per quello che riguarda i licei molte infrastrutture non possono neanche avere riscaldamenti funzionanti perché sono in palazzi storici, quindi appunto la incapacità di poter sopperire a questo problema porta molti studenti a doversi operare proprio perché non si può neanche per legge in realtà fare lezione con meno di 18 gradi, però noi per tutto l'inverno ci troviamo a fare lezioni in condizioni veramente assurde, per cui appunto non si potrebbe fare né legalmente né appunto fisicamente, perché rischiamo appunto l'ipotermia e non abbiamo neanche una stufetta, neanche appunto un mezzo per poterci riscaldare perché non ci viene da nessuna istituzione. E quindi nel momento in cui magari si pone il tema alla città metropolitana c'è un continuo scaricabarile di responsabilità che non vengono mai assunte dal diretto interessato, quindi appunto secondo noi è importante anche tenere questo tema, perché gli studenti appunto si trovano a doversi portare le stufette da casa o le coperte e i pile. Pazzesco veramente. Michele. Finestre che cadono, coperte da casa per non morire al gelo, sono cose che non si possono sentire veramente. 30 secondi, voglio chiedere a Giorgio se ci saranno delle proteste, ovviamente a ridosso anche del periodo natalizio, non per le classiche occupazioni ma proprio perché insomma alle scuole in questo momento e soprattutto anche per il freddo. Assolutamente sì, nel senso che sia all'interno delle scuole sia comunque si penserà di organizzare anche manifestazioni più grandi dove si cercheranno di convogliare tutti i problemi della scuola, andando a parlare con i diretti interessati, perché è una situazione che davvero è invivibile. Si parla di stare stipati all'interno di classi con 7-8 gradi, ovviamente non sono situazioni normali che
non dovrebbe vivere nessuno studente, diciamo. Quindi la risposta è sì, assolutamente. Mi immagino già un inverno di mobilitazione. Per non parlare anche delle cosiddette classi pollai. Certo, questo è un altro grandissimo problema delle scuole, soprattutto qui in Sicilia. Scuole, classi da 32 alunni dove è impossibile fare lezione, perché comunque il professore, la professoressa comunque è una persona, è ingestibile 32 persone in una classe. Diciamo sempre legato al problema dei fondi, perché c'è pure da dire che le scuole dove facciamo lezione noi non sono scuole nella maggior parte dei casi, sono magari ex manicomi, ex ospedali, condomini che vengono adibiti a scuole, ma sicuramente non sono scuole. Abbiamo fatto una fotografia, Michele, insomma, grazie a loro, grazie a questi due studenti, proprio della situazione degli istituti scolastici, ma anche dell'università, insomma, nel capoluogo siciliano. Non abbiamo ascoltato, insomma, le classiche frasette delle istituzioni, ma abbiamo ascoltato proprio chi ci sta dentro. Cose molto molto secche, molto precise, le finestre che cadono, le aule al gelo, le classi pollaio. Speriamo veramente di essere utili, perché chi ha le orecchie intenda. Grazie ai tuoi ospiti, grazie a te Marco, noi adesso facciamo una pausa e ci occupiamo di altro. Certe giornate ci sentiamo più stanchi e affannati, completamente privi di energie. Sono tanti i rimedi della nonna per combattere questo senso di stanchezza. Intanto, per cominciare, possiamo introdurre nella nostra alimentazione il ribes nero, che ci offrirà una vera e propria scarica di energia. Un altro rimedio è un bel bagno con sale marino, ideale per riposare la mente e recuperare le forze. Nonostante appartengono alla categoria della frutta secca, le castagne dal punto di vista nutrizionale assomigliano di più al pane e alla pasta. Infatti sono ricche di carboidrati, sono un ottimo spuntino energetico in grado di contrastare la stanchezza da cambio stagionale grazie al contenuto di sali minerali e vitamine del gruppo B. By hook or crook, letteralmente traducibile con il gancio o con l'uncino. È un'espressione semplice e diretta per indicare qualcosa che o con le buone o con le cattive deve essere fatta. Questa frase può avere delle connotazioni negative, venendo associata anche a un approccio poco etico per ottenere ciò che si desidera. Ma noi un rimedio per il tono della nostra giornata ce l'abbiamo, è lì in collegamento, è il caffè di Marco Amato. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, questo caffè ci dà forza, ci dà sprint a tutti quanti. Esattamente, il miglior risveglio italiano. Oggi però hai preso una tazza ampia ma sobria, in tono con la camicia, come al solito una raffinatezza. Oggi siamo di design. Ah, design, giusto. Alzo le mani, vai. Allora, oggi volevo proporvi un argomento decisamente interessante. Tra l'altro complimenti anche al tesista in siciliano, perché da bravo ex studente di lettere questa tesi in siciliano mi ha veramente molto emozionato. Ed è proprio sulla comunicazione che volevo vertere oggi, proprio perché sono un fan delle fenomenologie televisive e mediatiche a livello comunicativo. Volevo porre all'attenzione sotto i riflettori delle stelle la comunicativa del nostro caro Morgan. Ebbene, c'è stato un po' un putiferio intorno a lui proprio perché ha avuto alterco, per meglio dire, con Fedez, ma anche con Ambra, ha riecheggiato qualche gaff con la Michelin e tutta una serie di intemperanze sue da X Factor che sono state assolutamente attenzionate dalla stampa. Ecco, vedete, perché una persona comunica così? Dipende sempre dal mercurio che ognuno di noi ha nel proprio oroscopo alla nascita. Morgan è un Capricorno, quindi già appartiene a un segno abbastanza rude, abbastanza duro, abbastanza plastico. È un
segno che ha molta poca diplomazia quando devo dire le cose, ma non basta questo, perché il suo Mercurio è in Sagittario, segno dell'istinto, ancora più complessa perché non basta la posizione celeste di un archetipo planetario per determinarne la manifestazione. Il suo Mercurio è congiunto a Nettuno, che in questo caso vuole rappresentare l'arte, la musica, a Plutone, che in questo caso rappresenta la creatività, e a Marte, ovviamente, l'aggressività. Ecco, vedete, la comunicazione di Morgan, che può sembrare urticante, molto a volte infelice sicuramente, non è altro che una deviazione su un'enorme potenza creativa che vuole comunicare. Quando giustamente un Mercurio così dotato, anche perché Morgan al netto di tutto è stato comunque un bravissimo artista rivoluzionario, a partire dai Blue Vertigo in tutta la sua carriera, ha un po' rivoluzionato il mondo della musica e anche della filologia nei suoi testi, nelle sue canzoni, quindi non è trascurabile. Ecco, semplicemente auguro a Morgan di riprendere il contatto col suo Mercurio in maniera più creativa e meno aggressiva, perché quando Mercurio che è argento vivo, è irrequieto Mercurio per sua natura, non viene impegnato in quello che l'oroscopo predispone più o meno come attitudine, a volte scalcia e manifesta il suo dire in una maniera istintiva, sagittariana, e plastica, Capricorno. Ecco, vedete, proprio Mercurio in questo momento è proprio in Sagittario, quindi vi avevo detto 2 settimane fa, quando è entrato, che ne avremmo viste delle belle a livello comunicativo, proprio perché il pianeta della comunicazione è nel segno dell'istinto. Il Sagittario rappresenta la parte razionale umana e la parte istintiva, cavallo animale, di cui è fatto. Il Sagittario del resto è rappresentato da un Centauro, quindi l'unione tra mente e natura, tra razio e istinto. Oggi invece la Luna è dolcissima in Pesci, si attacca ai sogni congiungendosi a Saturno, ma gli dà comunque una plastica realtà, e l'intuito nettuniano, sempre presente in Pesci, fa di questa Luna una Luna molto onirica e annunciatrice e premonitrice. Chiaramente i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, sono i più portati per essere sia lucidi che particolarmente empatici ed emotivi in questi giorni, mentre invece chiaramente, se va bene agli acqua, i fuoco sono più in difficoltà, quindi Ariete, Leone e Sagittario sono un po' più incerti nel gestire questa Luna, che sembra creare più loro dubbi e aspettative mancate nel caso del Leone. Gli Aria invece godono di questa Luna, in particolare Acquario, da una sua seconda ideale posizione, in una maniera plastica oggettiva. I sogni diventano realtà, ma la sua creatività cresce sempre di più. Gemelli in comunicazione si distingue, mentre invece Bilancia tentenna un po' in amore, ma qualcosa si sta muovendo. E per ultimi Terra, che invece si avvantaggiano complementariamente dell'acqua, perché acqua e terra sono compatibili tra di loro. Il Toro è molto più leggero e ora comincerà un periodo in cui finalmente a questo segno zodiacale posso dare qualche buona notizia che è stato abbastanza provato. La Vergine invece si ritrova la Luna in opposizione oggi, quindi è maggiormente in difficoltà a livello emotivo, mentre invece il Capricorno oggi sfrutta questa Luna per creare degli accordi molto interessanti. E detto questo, signori, vi auguro una buona comunicazione, un buon Mercurio e un'ottima giornata. Grazie, speriamo che Mercurio non scalci troppo. Grazie mille al nostro Marco e buon caffè. Noi partiamo ricordando... Ah no, sai una notizia tu? No, volevo segnalare a proposito di quelle che sono, diciamo, le distrazioni degli italiani al volante. Non è soltanto un problema legato ai cellulari. Abbiamo detto che siamo bocciati anche per il mancato uso della freccia e l'occupazione della corsia. Sì. Ma quello che volevo sottolineare è come l'uso improprio del cellulare, eccoci qua, il maschio 9,6%, per quanto riguarda le femmine il 9,1%, il mancato utilizzo invece della cintura di sicurezza 10,5% per gli uomini, per i maschi il 11% per le femmine. Questa è la situazione, quindi diciamo che sia uomini che donne quando sono al volante se la lasciano parecchio a desiderare, esatto. E si vede nelle strade, un po' in tutta Italia. Lo sai che il 21 novembre del 1783, quando è nato il volo umano,
Eccolo qua, guardate, per la prima volta una mongolfiera, opera proprio dei fratelli Montgolfier, si stacca da terra con 2 uomini a bordo e resta in aria per 26 minuti. Poco più di un secolo dopo, arriviamo al 21 novembre del 1898, nasce René Magritte, il celebre pittore surrealista. Il suo obiettivo era quello di sconvolgere lo spettatore. Non vediamo che un solo lato delle cose, eccolo qui, è proprio l'altro lato che io cerco di esprimere. Approdiamo al Novecento, 21 novembre 1905 Einstein pubblica la teoria della relatività. Da quel momento scopriamo che lo spazio e il tempo non sono grandezze assolute ma relative. Questo è un Einstein molto giovane, ancora poco riccioluto. Esatto. Ancora io nel 1934, sempre il 21 novembre, Ella Fitzgerald debutta all'età di 17 anni, niente meno che all'Apollo Theater di New York, e grazie alla sua voce potente è considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Beh, ci mancherebbe. Buon compleanno Titti, il canarino più famoso del pianeta supera gli 80 anni, è apparso in TV per la prima volta il 21 novembre 1942. Invece il 21 novembre del 64 a New York apre al traffico il ponte di Verrazzano, eccolo qua. All'epoca il ponte più lungo sospeso al mondo, dedicato al navigatore fiorentino Giovanni da Verrazzano, è il punto di partenza della famosa maratona di New York. Ancora adesso ci siamo invertiti. Leggi tu. Il 21 novembre 76 a New York è la prima mondiale del film Rocky, con l'attore protagonista Sylvester Stallone nei panni del pugile Rocky Balboa. Il film batterà ogni record di incasso e poi ricevendo 3 premi Oscar. Oggi è il 21 novembre e anche la giornata mondiale della televisione, una ricorrenza che ormai ha più di 27 anni perché è stata istituita nel 1996 dall'ONU proprio per celebrare l'importanza di questo strumento di comunicazione. Esatto, il 21 novembre del 75 i Queen sfornano il loro 4º album A Night at the Opera, una notte all'opera, che consacra la band britannica nel panorama del rock mondiale. Il titolo richiama il film dei fratelli Marx, alla cui geniale comicità Freddie Mercury e compagni volevano rendere omaggio. All'interno è contenuta la cover dell'inno britannico God Save the Queen e i brani di punta, la celebre Bohemian Rhapsody, che hanno fatto anche il film, Love of My Life, dedicata alla fidanzata di Mercury. Ascoltiamo proprio questa canzone in occasione del concerto di Wembley, che è stato l'apice del Magic Tour, l'ultima tournée dei Queen che si è svolta in Europa nel 1986. Love of My Life, i Queen, grazie per essere stati con noi.